sono Stefania Deiana, ho 26 anni, sono di Siniscola. Io e la mia famiglia abbiamo il laboratorio di ceramica Terra Sarda, in cui mio padre lavora all'argilla e io e mia sorella maggiore Elisa e mia madre Marina siamo le decoratrici della ceramica. Un po' per gioco da bambine io e mia sorella andavamo lì al laboratorio un po' a sbirciare. Prendevamo i vasi in terracotta e iniziavamo a decorare. Giocando è diventato il nostro mestiere. La nostra azienda ha radici molto lontane, dal 1860, con mio trisnonno Luca. A quei tempi venivano creati degli oggetti di uso quotidiano che potevano essere le brocche dell'acqua, che tutti avevano a casa propria per tenere l'acqua fresca. Man mano che le invenzioni sono andate avanti abbiamo iniziato a creare cose di uso quotidiano, che possono essere piatti, bicchieri, cose che si utilizzano tutti i giorni a casa. Nella nostra decorazione vengono raffigurati dei simboli tipici sardi, ma cerchiamo anche di accontentare quel tipo di clientela che vuole anche oggetti più moderni, e quindi cerchiamo di abbinare tradizione e innovazione. Cioè magari io prendo sì il simbolo tipico della Sardegna, però ci metto il cuore e creo qualcosa di ancora più bello, ecco. Il nostro obiettivo è crescere e migliorarci e dare tutta la passione che possiamo, perché amiamo questo tipo di lavorazione. Vogliamo lavorare qua in Sardegna, nel nostro territorio, perché ci piacciono proprio le nostre tradizioni, le nostre arti, e da questo prendiamo spunto nella nostra piccola arte. Naturalmente non ci fermiamo qua in Sardegna, ma cerchiamo anche con il nostro sito web, insomma tutti i mezzi di comunicazione, di farci conoscere nel resto del mondo. Mi piace il mio lavoro, ci metto tutto il cuore, è bello. Il mio sogno da piccola era aprire uno zoo.